Allora, lei è direttore di Antenna 3 Nord-Est, è una tra le televisioni regionali, diciamo, con il maggior numero di ascolto anche a livello nazionale, perché comunque l'area su cui Operiamo nel Nord-Est. opera è sempre nel Triveneto, quindi è una soddisfazione. Insomma, qual è il punto forte, diciamo, di una televisione regionale? Il punto forte di una televisione regionale è di essere molto sul territorio. Antenna 3 Nord-Est ha 7 redazioni, 5 in Veneto e 2 in Friuli, Venezia Giulia, e questa proprio è la nostra forza, perché riusciamo a essere sempre presenti lì dove ci sono i fatti. Noi siamo una televisione appunto molto radicata, e questo ha fatto sì anche che noi siamo service di Mediaset della 7. Da un editoriale di Giorgio Lago del 1984 del Gazzettino, lui scrive: qui aggiungo che la ricerca dell'imparzialità non sarà astensionismo o qualunquismo o neutralismo su piccoli e grandi attentati alla libertà, alla giustizia, alla democrazia, alla certezza dei diritti di ogni cittadino della Repubblica. Praticamente, la posizione del giornalismo non può essere di neutralismo rispetto ai fatti. Diciamo che un giornalista ovviamente ha delle opinioni come le hanno tutti. È chiaro che nel momento in cui il giornalista decide di prendere posizione, la prende nettamente, anche sia in un giornale sia in una televisione, la prende mettendoci la faccia e dicendo quelle che sono, come stanno le cose, e dando la sua opinione. Un conto invece sono le notizie. Le notizie devono essere raccontate come notizie e non avere nessun tipo di influenza politica, non deve esserci assolutamente una compromissione dei dati oggettivi. Alcuni anni fa è venuto a mancare il patron, diciamo, di Antenna 3, Giorgio Panto. Ci sono stati cambiamenti rispetto a quando era... Diciamo che Giorgio Panto ha avuto il grande merito di creare questa televisione fortemente radicata sul territorio, con tante redazioni. Ovviamente c'era anche un progetto politico che è stato chiaro, che era il progetto politico di Progetto Nord-Est, che ha diciamo in qualche modo deviato sì, il progetto televisivo. Venuto a mancare Giorgio Panto, ha preso in mano la televisione il figlio Thomas, che vuol fare l'editore puro, e di conseguenza ha detto: la politica è un'altra cosa, io credo nella televisione strutturata, con programmi, con informazione, quindi attualmente non c'è nessun tipo di contaminazione tra informazione, TV e politica. Ieri sera, cercando informazioni, ho trovato che non ho trovato subito il sito di Antenna 3, ma ho trovato subito il canale su internet, quindi diciamo che anche nonostante sia una televisione regionale che magari a detta di molti potrebbe essere di nicchia, si apre anche molto, certo, anche all'innovazione. I nostri programmi si vedono in streaming, è un sito che adesso ovviamente verrà implementato con tante informazioni, con tante immagini, con tanti servizi. Per fare una cosa fatta bene ci vuole del tempo, quindi per il momento ci siamo limitati a inserire lo streaming, e così insomma Antenna 3 può essere vista in tutto il mondo. Poi lei appartiene, diciamo, alla generazione magari di Maria Pia Zorzi o comunque anche altri giornalisti, insomma. Secondo lei i giovani saranno migliori, riusciranno cosa potranno far di meglio o comunque cosa perderanno anche? Io credo che i giovani potranno sicuramente anche far di meglio, perché ci sono strumenti in più rispetto a una volta. Quando abbiamo iniziato noi, ad esempio, il telefonino non c'era nemmeno il fax. E quindi adesso ci sono strumenti in più che possono far sì che il lavoro sia migliore e forse anche più facile. L'importante è che ci sia da parte di tutti la passione e la voglia di fare con convinzione questo mestiere, e sempre cercare di andare oltre quella che è l'apparenza, cercare di scavare e non fermarsi mai.